Va ora in onda Grafologia con Renato Pasqualotti. Impara a conoscerti dalla tua scrittura. Un buongiorno a tutti i radioascoltatori e telespettatori. Renato Pasqualotti, il grafologo, che vi parla dallo studio di Radio Conegliano, Veneto Globe. Come vedete, da oggi riprendiamo la rubrica di grafologia, quella rubrica che abbiamo interrotto nella primavera scorsa e che riprendiamo da oggi con un incontro settimanale dove andrò ancora a parlare di questa straordinaria scienza umana che è la grafologia, andando però ad esaminare la scrittura di personaggi importanti della storia. Allora, prima di iniziare a parlare della scrittura di uno scultore, di un personaggio straordinario del Rinascimento italiano che è Michelangelo Buonarroti, vi ridò qualche indicazione circa la grafologia per chi magari ci vede o ci ascolta per la prima volta. La grafologia, come vi ho detto, è una scienza umana interessante perché studia l'individuo attraverso la scrittura. Come avviene tutto questo? Avviene nel nostro inconscio. La nostra mano si muove in base agli impulsi che riceve dal cervello. Ovviamente ognuno di noi ha imparato a suo tempo nella scuola a scrivere le lettere in corsivo o in stampatello e ha strutturato la parola mettendo insieme delle varie lettere. Anche la lettera ha un significato simbolico che identifica l'io, la persona, la parte che riguarda l'intelligenza dell'individuo e la disponibilità al sentimento. La parola invece identifica l'azione. Tra una parola e l'altra noi troviamo uno spazio che è appunto lo spazio di riflessione, di giudizio, di critica, che lo scrivente dà inconsciamente tra un'azione e l'altra. Tutto questo ha un significato per cui l'ampiezza della lettera identifica la larghezza interna, la sua apertura mentale. Il rapporto tra una lettera e l'altra identifica la relazione, quindi anche il sentimento, tra l'io e il tu, che è la lettera successiva. Come ho detto, tra una parola e l'altra c'è uno spazio che identifica il ragionamento, la critica. Sulla base di tutto questo, quindi, che cosa fa il grafologo? Interpreta lo scritto, che teniamo conto si modifica, se vogliamo, anche negli anni, anche perché anche la nostra personalità si va a modificare. Non si modifica il temperamento, per cui il temperamento nervoso rimane tale per tutta la vita, così pure il bilioso, così pure il sanguigno, così pure il linfatico. Però ogni temperamento ha delle caratteristiche nella scrittura particolari. Il nervoso avrà una scrittura un po' più esagitata, più instabile, perché è più intuitivo. Il linfatico avrà una scrittura più rallentata, più precisa, più chiara, quella che noi definiamo una bella scrittura, ma teniamo conto che la scrittura chiara non è detto che sia corrispondente a una persona perfetta. Poi abbiamo invece una scrittura più incisiva, più forte, che è quella che troveremo appunto oggi nella scrittura di Michelangelo Buonarroti, che caratterizza appunto il sanguigno, quindi l'energia vitale. Allora, sulla base di tutto questo noi possiamo fare un profilo preciso, perché Pulver, grafologo svizzero di fama internazionale, ha appunto detto che con la scrittura ognuno fa il proprio autoritratto. Quindi trascrive nero su bianco quello che lui è. Ovviamente sta all'abilità del grafologo capirne tutte le sfumature del carattere, perché il grafologo si deve basare sulla lettura di un centinaio di segni, componendoli l'uno con l'altro, per cui un segno combinato con un altro non è la stessa cosa di un segno combinato con un altro ancora. E quindi non è cosa facile identificare tutto questo. Il grafologo deve essere fondamentalmente una persona intuitiva.
perché anche il grafologo nella propria scrittura deve quindi avere delle caratteristiche precise. Detto questo, quindi, sottolineo che tutto avviene inconsciamente, per cui il cervello nostro, sulla base della propria emotività, sulla base della propria capacità di determinazione, di forza di volontà, di intelligenza o tutto quello che vogliamo, fa sì che l'impulso arrivi al muscolo del braccio, il quale fa fare al braccio un movimento particolare, più stretto, più ampio, più piccolo, più leggero, più pesante, a seconda appunto dell'impulso che parte dal cervello, perché tutta la personalità, l'individuo, ma anche se vogliamo il funzionamento poi degli organi interni, dipende dalla centralina che è appunto il nostro cervello. Ed è per questo che nella grafologia noi possiamo avere anche con questa materia degli aiuti a livello di malattia, di capirne gli aspetti psicosomatici. Ma veniamo al nostro personaggio di oggi, che è Michelangelo Buonarroti. Allora tutti conosceranno questa persona straordinaria, questo scultore soprattutto, nato il 6 marzo del 1475, quindi del segno dei pesci, anche se vogliamo, della città di Caprese, un paesino vicino ad Arezzo. Morto nel febbraio del 1564, quindi pensate alla bellezza di 89 anni, attivo fino alla vigilia della morte. Tutti noi conosciamo Michelangelo Buonarroti probabilmente perché abbiamo visto, ne abbiamo sentito parlare o abbiamo visitato la Cappella Sistina di Roma. Ma Michelangelo Buonarroti è un pittore straordinario non soltanto per le opere che ci ha lasciato, scultore, pittore, architetto e pure poeta. La sua personalità è una personalità irruente, lo vediamo soprattutto scultore. Ricordiamo la famosa statua del David, questo enorme personaggio ripreso sicuramente dalle sculture greche, un David completamente ignudo come erano appunto le scritture elleniche. Lo ricordiamo poi nelle varie pietà, la pietà giovanile della Basilica di San Pietro, ma soprattutto la straordinaria pietà, ultima sua opera, incompiuta, che è la pietà Rondanini che si trova al Castello Sforzesco di Milano. Come pittore lo troviamo nel Tondo Doni, una prima immagine sacra della Sacra Famiglia, interessante che possiamo vedere agli Uffizi di Firenze, ma soprattutto quell'enorme e straordinario lavoro che è appunto la Cappella Sistina nella sua volta e nel giudizio universale, realizzato molti anni più tardi. È stato anche architetto, ricordiamo la cupola di San Pietro, ed è stato uno straordinario poeta tramite i suoi sonetti dedicati soprattutto a questo suo innamorato che era Tommaso de Tornabuoni. Ma veniamo a lui nella sua nascita. È nato appunto figlio di un podestà di Caprese, quindi con una formazione sicuramente non creativa, non scultorea, non pittorica. Era un politico, se vogliamo, il padre. La madre lo lasciò e morì quando il bambino aveva soltanto 6 anni. E precedentemente, ecco, ed è significativo quello che vi sto dicendo, Michelangelo è andato a Baglia da una donna, da una Baglia appunto di Settignano, paese di Scalpellini. A Settignano si estraeva la pietra serena, quella pietra che voi troverete molto nei palazzi aristocratici fiorentini, quella pietra morbida di colore grigio. Molti palazzi, immaginiamo Palazzo Pitti, Palazzo Strozzi, ma anche tanti altri, venivano costruiti con queste grandi pietre, appunto, che era la famosa pietra serena. Tanto che si dice che lui, andando a Baglia, aveva bevuto latte mescolato con la polvere di marmo. Che cosa vuol dire questo in modo un po' così simpatico? Che
Lui ha vissuto fin da piccolo in mezzo a tutte queste persone che estraevano la pietra, che lavoravano la pietra. Quindi è stato sicuramente facile per lui diventare poi uno scultore. Lo ha aiutato la sua struttura fisica. Chi ha presente le immagini, lo vediamo ritratto in uno dei tanti personaggi in una grande tela nei Musei Vaticani da parte di Raffaello. Lo troviamo anche in alcuni autoritratti come una persona molto con una corporatura massiccia, la mascella molto pronunciata, un naso ben marcato, quindi una persona volitiva. Sicuramente fa parte del temperamento dei sanguigni. La sua attività pittorica iniziò, il padre aveva bisogno di denaro perché era in difficoltà e quindi lo mandò già molto giovane, adolescente, alla scuola del ghirlandaio, un pittore fiorentino. Successivamente trovò proprio nella famiglia dei Medici, di suoi mecenati, si spostò a Roma e lavorò per i papi, dove appunto scolpì la prima pietà giovanile. Rientrò poi a Firenze, poi si spostò nuovamente a Roma ed ebbe una figura femminile importante. Forse pur essendo più giovane di lui, vedeva in questa figura femminile la figura materna. Ricordiamo che la madre lo aveva lasciato in tenerissima età, soltanto a 6 anni. Non si innamorò di una donna per tutta la vita, è stato un amore più perché c'erano degli interessi religiosi e trovò in Vittoria Colonna, questa marchese di Pescara, che era nata nel 1541, quindi aveva meno anni, sicuramente una trentina d'anni meno di Michelangelo, che lo appoggiò e diventò mecenate anche per questa figura di questo scultore importante. Morì a 50 anni Vittorio Colonna e lui aveva 66 anni. Dopo questa morte Michelangelo andò in crisi, si spostò tra Roma e Firenze e più avanti si innamorò vedendo questo nobile italiano che era Tommaso di Cavalieri. Michelangelo aveva allora 57 anni, Tommaso di Cavalieri 23. Che troviamo in Michelangelo l'aspetto più sentimentale. Michelangelo ha iniziato a scrivere dei sonetti, a dedicare dei sonetti amorosi a questa persona che lo accompagnò per tutta la vita. L'ultima sua opera, un'opera scultorea, è stata la Pietà Rondanini, che iniziò a scolpire 3 anni prima della morte, ma che portò avanti, è un'opera non ancora completa, fino al 1564, anno della sua morte. La sua scrittura è rigida, è calligrafica sicuramente, lui era uno scultore e un architetto, ha dei segni però interessanti di questo movimento, di questi la sua fantasia, la sua creatività e il suo aspetto anche poetico. Ricordiamolo appunto in questi sonetti. Con questo io vi lascio alla prossima puntata dove andremo a parlare di altri protagonisti dell'arte, della pittura, della poesia italiana, partendo quindi dal Cinquecento fino ad arrivare ai giorni nostri. Con questo io saluto tutti i radioascoltatori, i telespettatori, spero di avervi interessato, anche se ho parlato più forse dell'aspetto pittorico e spirituale e temperamentale di Michelangelo, piuttosto che della sua scrittura, che sicuramente dimostra tutte queste caratteristiche. Vi saluto, abbiate una buona giornata e ci riascolteremo con altro protagonista della pittura italiana del Cinquecento. Buona giornata a tutti. Avete ascoltato Grafologia, un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.